Se la situazione resta quella che è adesso, siamo assolutamente costretti addirittura a non iniziare l'irrigazione, fatta eccezione per qualche tratto, ma su questi casi bisognerà vedere, perché bisogna veramente decidere dove irrigare e dove non irrigare, perché acqua per tutti non ce n'è oggi. Chiaro il messaggio del Consorzio Piave agli agricoltori, ma ancor più chiara la situazione idrica della Marca e purtroppo non solo. E queste immagini di oggi a Nervesa raccontano da sole quale sia la situazione del fiume simbolo della nostra provincia. Il Piave è come un ruscello di montagna, pare di vedere qua. Sicuramente stiamo vedendo tutti gli effetti di tutto questo lungo periodo che non piove, perciò la situazione diventa veramente preoccupante. Come derivazione del Piave oggi deriviamo metà dell'acqua che normalmente dovremmo derivare per i corsi d'acqua di superficie. Perché a rischio non ci sono solo le colture, ma anche la vivibilità in città, come Treviso, dove molti scarichi sono ancora sui canali. Riusciamo a derivare il minimo necessario per far sì che la città di Treviso non resti a secco. E questo prima che gli agricoltori aprano le irrigazioni. Quello che soprattutto più ci preoccupa è cosa succederà andando avanti nei prossimi giorni. Usiamo proprio il termine prossimi giorni perché ormai noi abbiamo nelle campagne le aziende che stanno sviluppando tutta la loro attività per preparare i letti di semina e fra qualche giorno siamo in piena semina. Una situazione destinata ad aggravarsi perché non c'è acqua nemmeno in montagna. Sui bacini montani la situazione è drammatica perché noi abbiamo i bacini che oggi sono meno di metà dell'acqua che dovrebbe essere invasata.